Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Spara 4 colpi di pistola al marito e poi si toglie la vita. Omicidio-suicidio in via Notarbartolo a Palermo. Lei era una vigilessa del comune, probabile un raptus di gelosia. I due erano tornati insieme da qualche anno dopo un periodo di separazione. Il ministro Urso ad Acireale conferma la regolarità del processo del passaggio della ex Bluetech di Termini Imerese al gruppo Pelligra e rilancia il patto delle ACI con 8 milioni di euro di contributi. A Messina, pazienti costretti ad aspettare anche 2 anni per una visita medica. Azienda sanitaria e policlinico decidono di aprire gli ambulatori anche la domenica mattina per dare una risposta al caos delle liste d'attesa. La Commissione regionale antimafia apre un fascicolo sull'istituto zooprofilattico. Un esposto della CGIL sull'istituto commissariato da 9 anni solleva dubbi sull'utilizzo dei fondi da 23 milioni di euro. Monreale ricorda il capitano Basile ucciso 44 anni fa dalla mafia nel giorno della ricorrenza del santo patrono. A Catania, giro di vite contro ambulanti irregolari e parcheggiatori abusivi. Uno di questi trovato con 40 chiavi di auto posteggiate nella zona di Piazza San Domenico. Calcio, il Palermo obbligato a vincere domani al Barbera contro l'Ascoli per blindare il 6° posto in classifica e quindi i play-off. In Serie C rigettato il ricorso del Taranto, è pronta la griglia dei play-off. Promozione il Catania in campo il 14 maggio. Ancora ben trovati, è stato probabilmente un raptus di gelosia la causa scatenante dell'omicidio-suicidio di questa mattina all'alba in piena zona residenziale a Palermo. Una vigilessa ha sparato al marito, poi si è tolta la vita. Ci racconta tutto Manlio Viola. Si terranno la prossima settimana le autopsie sui corpi di Pietro Delia e Laura Lupo, i coniugi di 65 e 62 anni trovati morti nella loro casa e nel pieno centro residenziale di Palermo. Nonostante la prudenza del medico legale, ci sono pochi dubbi su quanto è successo questa mattina tra le 6:30 e le 7 nell'appartamento di via Notarbartolo. La donna, un agente di polizia municipale in servizio presso gli uffici del giudice di pace, avrebbe impugnato la pistola d'ordinanza e avrebbe fatto fuoco contro il marito. 4 colpi che lo hanno raggiunto al torace e all'addome. Poi avrebbe rivolto l'arma contro di sé, ferendosi mortalmente prima al collo, poi, per essere certa di uccidersi, anche alla testa. A scoprire i cadaveri i vigili del fuoco, chiamati dai vicini e dalla figlia che non riusciva a mettersi in contatto con i genitori. La ragazza aveva un appuntamento con il padre per andare allo studio di commercialista che si trova in via Niccolò Gallo, nel quale lavoravano insieme. Ieri sera avevano cenato fuori tutti insieme e nessuno poteva presagire cosa sarebbe accaduto all'alba di oggi. Sconvolta la famiglia, ma anche i colleghi, a partire dal comandante della polizia municipale. Lo conferma anche Nicola Scaglione, vigile urbano e segretario del sindacato CSA, accorso sul posto. A caldo ti posso dire che nessuno di noi poteva immaginare una cosa del genere. Non potevamo immaginare una sciagura del genere di una persona che tutti stimiamo e tutti vogliamo bene e che ha sempre avuto un comportamento sereno, tranquillo, mai dato un minimo di pensiero sotto questo punto di vista, quindi siamo sconvolti. Le indagini sono condotte dai carabinieri, ma già esplodono le polemiche. La CGIL parla di tragedia annunciata e prepara un esposto in procura sulla mancata applicazione delle norme che regolamentano l'uso delle armi da parte dei lavoratori del comparto della sicurezza, norme che prevedono dei corsi di aggiornamento alle visite periodiche al personale armato. È una sparatoria si è verificata questo pomeriggio in pieno centro a Misterbianco. Ad aprire il fuoco sarebbe stato un uomo che, sotto lo sguardo attonito di alcuni clienti di un bar di via Giacomo Matteotti, ha esploso 3-4 colpi di pistola all'indirizzo di un cinquantenne. La vittima non è in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Misterbianco. In queste ore una persona si trova in caserma perché sospettata. Ad Acireale, comune capofila, è stato formalizzato il finanziamento di 8 milioni di euro per rilanciare il patto delle ACI. Presente anche il ministro Urso, che ha chiarito il caso della ex Bluetech di Termini Imerese. È andato per noi Tonino De Mana.
7 milioni di euro ai comuni ed 1 ai privati. È ufficiale il finanziamento che rilancia il patto territoriale delle ACI, formalizzato ad Acireale dal ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Un progetto che rilancia le ambizioni turistiche di un territorio dalle grandi potenzialità, che può sfruttare il mare, l'Etna, la cultura e la tradizione, e naturalmente il pensiero corre al Carnevale di Acireale e perché no alle terme, che in quest'ultimo caso attendono notizie concrete dalla regione. Acireale capofila, Aci Catena, Aci Castello, Aci Sant'Antonio, San Gregorio di Catania e Valverde ora possono pianificare una serie di progetti mirati a creare sviluppo, occupazione e benessere. A fare gli onori di casa il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo. Non vogliamo, come è successo in passato, disperdere tutti questi finanziamenti, quindi realizzare cattedrali nel deserto o singoli interventi nei comuni. Vogliamo che l'intervento sia unico, globale e che individui in questo territorio un territorio importante che possa accogliere dal punto di vista turistico-culturale tantissima gente. La presenza del ministro Urso è stata anche l'occasione per affrontare il caso dell'ex Bluetech di Termini Imerese, con le società escluse dall'assegnazione del bando che puntano il dito contro il gruppo Pelligra. E lo stesso Urso a chiarire la questione. Noi siamo sicuri di aver fatto un ottimo lavoro e che l'assegnazione sia stata pienamente rispondente alle regole, peraltro a un soggetto molto importante e significativo sul piano internazionale, che ha già realizzato con successi la riconversione di 3 parchi industriali, 2 dei quali derivanti appunto dalla dismissione della produzione automobilistica in Australia, e può certamente farlo anche in Sicilia. E le procedure sono state estremamente corrette, poi ovviamente ognuno ha le sue competenze, quindi anche il TAR ha le sue, giudicheranno i giudici del TAR, ove il ricorso fosse presentato al TAR. Siamo a Messina, dove è caos nelle liste di attesa per le visite mediche. Si possono aspettare anche 2 anni e 2 mesi, così l'azienda sanitaria e il Policlinico hanno deciso di aprire gli ambulatori anche la domenica mattina. Francesco Triolo. 2 anni e 2 mesi per una visita medica per approfondire la gravità dell'osteoporosi che lo screening gratuito e sperimentale effettuato al Policlinico gli aveva diagnosticato. È la vicenda di un paziente che ha scritto una lettera ai vertici dell'azienda universitaria e all'assessorato regionale alla salute e che ripropone con evidenza il tema delle liste d'attesa. E non è un caso isolato, un altro riguarda un signore che deve attendere anche lui 2 anni e 2 mesi per una visita specialistica alla mandibola. Sono migliaia i cittadini in queste condizioni, nonostante gli annunci e le promesse delle scorse settimane dei manager di ospedali ed ASP. Stiamo pianificando tutta una serie di interventi, dalla raccolta dei dati che già è completa, e a breve avremo un quadro chiaro per poter intervenire e abbattere le liste d'attesa, diciamo, nella maniera più ottimale possibile. Noi ci poniamo come obiettivo strategico e anche abbastanza impegnativo entro il 31 luglio. La ricetta dell'ASP, seguita dal Policlinico, è quella di aprire le visite il sabato e la domenica mattina, anche perché le visite mediche dovevano essere smaltite entro lo scorso 31 dicembre, ma dopo 5 mesi non c'è stato riscontro ed i tempi si allungano. Per una visita dermatologica il tempo d'attesa medio è di 4 mesi, anche 1 anno per una colonoscopia, tra 6 e 8 mesi, mediamente per TAC, risonanza magnetica, visita pneumologica, ecografia o per una visita psichiatrica legata ad altri disturbi psicologici. La Commissione regionale antimafia apre un fascicolo sullo zooprofilattico di Palermo. Un esposto della CGIL sull'istituto commissariato da 9 anni solleva dubbi sull'utilizzo dei fondi, 23 milioni di euro. Manlio Viola. I fari della Commissione regionale antimafia si accendono sulla gestione commissariale, ormai quasi decennale, dell'Istituto Zooprofilattico della Sicilia. La Commissione regionale ha aperto un fascicolo conoscitivo. Non si tratta di una indagine vera e propria, perché l'antimafia in Sicilia non ha questi poteri che sono riservati invece alla Commissione antimafia nazionale, ma soltanto di una verifica politica sulla situazione. Tutto parte da un esposto della CGIL sulla gestione della filiera dei controlli sulle carni, che è affidata ai servizi veterinari delle ASP, ma che prevede analisi di controllo effettuate e validate proprio dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia. Queste ed altre attività sono svolte per legge e finanziate con circa 23 milioni di euro l'anno dallo Stato, che arrivano alla Regione, che li trasferisce direttamente all'Istituto. L'esposto CGIL ipotizza irregolarità di varia natura che dovranno essere accertate anche dalla Corte dei Conti, ma intanto la Commissione ha tenuto un'audizione dell'assessorato alla salute e prevede altre attività ispettive. La verifica politica
specifica riguarda il sistema di vigilanza. Sullo zooprofilattico infatti deve proprio vigilare uno specifico servizio del DASOE, ovvero uno dei 2 dipartimenti dell'assessorato regionale alla salute. Nel fascicolo anche il lungo commissariamento durato appunto 9 anni e i ben 3 passati dall'avviso pubblico per nominare il nuovo direttore, che ancora non è stato individuato. Una nomina comunque che dovrebbe essere addirittura d'arrivo da parte del governo Schifani. Era il 1980 quando, durante la ricorrenza del Santissimo Crocifisso, patrono di Monreale, il capitano Basile, di ritorno in caserma con la moglie e la figlia, è stato raggiunto da 3 sicari di Cosa Nostra. Oggi le commemorazioni. Marco Ulla. 44 anni fa veniva ucciso il capitano dei carabinieri di Monreale Emanuele Basile. Durante la notte del 1980, giornata di festa a Monreale per la ricorrenza del Santissimo Crocifisso, il capitano era di ritorno in caserma con la moglie Silvana e la figlioletta Barbara in braccio, dopo i festeggiamenti cittadini, quando veniva barbaramente ucciso da 3 sicari di Cosa Nostra, subito arrestati dai carabinieri intervenuti. Oggi la commemorazione a Monreale. Nel corso del suo intervento, il generale Giuseppe Spina ha definito il capitano Basile vittima di un vile e feroce agguato mafioso, nonché servitore dello Stato che si era opposto a Cosa Nostra, accettando di mettere a rischio la propria vita e citando le parole del giudice Paolo Borsellino, che testualmente disse: il capitano Emanuele Basile è morto per quello che ha fatto e per quello che ancora avrebbe dovuto fare. Ci spostiamo ad Agrigento, dove il sindaco Miccichè difende con forza in consiglio comunale, per amore della città, dice lui, la nomina di Gaetano Di Giovanni, capo del suo ufficio dello staff e comandante della polizia locale di Agrigento, ora agli arresti domiciliari per corruzione, ed è bufera sulle parole del sindaco Davide Sarto. La nomina del super dirigente Gaetano Di Giovanni, comandante della polizia locale di Agrigento, arrestato nelle scorse settimane per corruzione nell'ambito di una delicata inchiesta della Procura di Palermo, approda in consiglio comunale. Il sindaco di Agrigento Franco Miccichè, invitato dai consiglieri, fornisce in aula la sua versione sulla scelta di affidare al dirigente delicati incarichi, in ultimo quello di capo dell'ufficio staff del primo cittadino. Miccichè rivendica con forza la nomina di Gaetano Di Giovanni, pur ammettendo subito: forse ho sbagliato, ma per amore della mia città. Devo far volare e decolare gli uffici che sono lenti, lentissimi. E io a mio avviso, secondo il mio punto di vista, uno dei dirigenti che poteva aiutarmi a livello burocratico velocemente per accelerare alcuni processi amministrativi, per me era il dottore Di Giovanni. E sapete bene voi come era appellato per le sue capacità di velocità amministrativa. Se poi fuori dal comune di Agrigento, fuori da questo comune, fuori da questa provincia, poi lui facesse altre cose, questo a noi non interessa. Sono tempi duri per gli ambulanti. A Catania sequestrati, multati alla pescheria, sequestrati il pesce, multati alcuni operatori ambulanti non in regola, in fuga tra i banconi. Stanati anche 4 parcheggiatori abusivi. Tonino De Mana. Ambulanti abusivi in fuga alla pescheria, parcheggiatori altrettanto abusivi che scappano per sottrarsi alle forze dell'ordine. A Catania, tempi duri per chi non rispetta le leggi o per chi, ancor peggio, cerca di eluderle con artifizi vari. Carabinieri e polizia locale, con il supporto di NAS e ASP, hanno effettuato controlli a tappeto allo storico mercato della pescheria, dando vita ad un fuggi generale sotto lo sguardo incuriosito dei turisti. Non si trattava infatti di acquirenti indaffarati pronti a correre ai fornelli per cucinare prelibate pietanze, ma di operatori non autorizzati o non in regola per mancanza di tracciabilità del pesce in vendita, per carenze igienico-sanitarie nelle modalità di conservazione degli alimenti o per mancanza di licenza per la vendita ambulante. Sequestrati oltre 120 kg di pesce, tra cui gamberoni, merluzzi e orate, mentre ai trasgressori sono state elevate multe per 5.000 euro. Giro di vite anche contro i parcheggiatori abusivi. Il caso più eclatante si è verificato in via Santa Maria la Grande, dove un cinquantenne è stato trovato in possesso di 40 chiavi di auto, spostandole all'occasione e parcheggiandole anche in doppia o tripla fila. Ed altri 3 abusivi, 2 catanesi ed un extracomunitario, sono stati rintracciati e sanzionati in Piazza Europa.
Una 17enne colombiana in pigiama ha percorso un lungo tratto della metropolitana a Catania. È scesa sui binari della stazione di Piazza Galatea, nel centro della città, ed è stata recuperata dalla polizia alla stazione San Nullo in evidente stato confusionale. A dare l'allarme sarebbero stati alcuni passeggeri presenti alla stazione Galatea e gli addetti al sistema di videosorveglianza della metropolitana, che hanno immediatamente bloccato i treni che sono rimasti fermi questa mattina, pensate, dalle 7:10 alle 7:55. Adesso parliamo di lavoro che in Sicilia c'è, ma mancano le figure professionali che possono ricoprire alcuni ruoli anche nei settori vitali per l'economia dell'isola. La proiezione di Assoesercenti parla di 85.000 contratti disponibili, con un calo del 14% rispetto allo scorso anno. Il servizio è di Desiree Ferlito. In Sicilia, secondo i dati analizzati dal centro studi di Assoesercenti, nel periodo da aprile a giugno sono previste circa 85.000 assunzioni, ma i dati parlano in maniera inequivocabile. Registrano un calo del 14% di occupati rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In flessione il settore turistico, alloggio e ristorazione, con un meno 8,5%. La Regione Sicilia, nella legge di stabilità di dicembre 2023, ha deliberato una serie di aiuti a favore dei datori di lavoro per incentivare le nuove assunzioni e per la trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. Purtroppo la nota dolente: ad oggi la Commissione europea non ha ancora rilasciato il nulla osta per rendere operativo tale normativa. Non da meno il problema legato alla formazione, che nega agli imprenditori di reperire le giuste figure professionali adeguate alla necessità dei settori produttivi. Non lo so se queste formazioni sono semplicemente specchio per le allodole, non riesco a capirlo. Devo dire che non sono riuscito in 7 anni che ho lo stabilimento balneare a poter avere dei collaboratori che escono dalle scuole alberghiere. L'unico dato incoraggiante arriva dal settore del commercio, che registra un più 50% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A guidare queste classifiche sono soprattutto Palermo e Catania, che rappresentano il 48% del decremento di assunzioni previste in Sicilia rispetto al 2023. Una decina di voli sono stati dirottati su Palermo, Trapani e Comiso, voli che dovevano atterrare a Catania a causa del forte vento che ha sferzato lo scalo Fontanarossa. A Comiso sono stati dirottati i voli provenienti da Nantes, della EasyJet e della Wizz Air, da Varsavia a Palermo il Ryanair proveniente da Tirana, e da Milano Malpensa Lita, invece il volo ITA proveniente da Milano Linate, e il volo EasyJet da Londra e il Bruxelles Air da Bruxelles. Infine sono stati dirottati a Trapani, dove è arrivato anche il volo Ryanair che proveniva da Malta. Fine settimana, finalmente direi di bel tempo in Sicilia, diverse le iniziative a Catania tra spettacoli teatrali e isole pedonali che però continuano a dividere i catanesi. Il servizio è di Emanuela Corsi. Cosa ti piace di più della Sicilia? Il cibo sicuramente, e la cultura e la storia. It's amazing place, people. Weekend di sole e di caldo in Sicilia. A Catania sono tante le iniziative per questo fine settimana. Domani il Lungomare Fest, quindi una grande isola pedonale sul lungomare del capoluogo etneo, ma noi ci troviamo in questo momento in un'altra area della città, cioè nei pressi del Castello Ursino, che a breve dovrebbe essere pedonalizzata. Dopo le riunioni operative delle scorse settimane, anche piazza Federico di Svevia verrà pedonalizzata. Lo ha deliberato la giunta comunale guidata dal sindaco Trantino. Qui sono molti i turisti che quotidianamente visitano l'area dove si trova il Castello Ursino, il maniero federiciano costruito nel XIII secolo, sede del Museo Civico della città etnea. La zona è ricca di attività commerciali, soprattutto ristorative, e sono soprattutto gli esercenti a dirsi contrari all'istituzione di un'isola pedonale permanente. Noi siamo contrari, perché comunque non ha dato un beneficio per noi che lavoriamo qua. Anche che lui mette degli autobus, delle cose. Io che sto in periferia come faccio? Noi c'ha giustamente le attività commerciali che ci sono qui intorno a Castello Ursino. Se fanno loro un parcheggio buono, si può parcheggiare e allora si può anche lavorare con i ristoranti. Più favorevoli i cittadini. Di sicuro un'isola pedonale giova a tutti quanti,
perché è un'area che solitamente è densamente affollata. Possiamo avere anche i monumenti dove non c'è traffico, che si può passeggiare tranquillamente. Intanto domani nuova domenica di sport e passeggiate a piedi e in bici sul lungomare liberato dal traffico, perché torna il Lungomare Fest. Per gli amanti della danza, teatro, musica e arti visive, Catania invece diventa il palcoscenico di un grande evento giunto alla quinta edizione, il FIC Festival, in scena fino al 12 maggio. Adesso ci fermiamo in una piccola pausa, ritorneremo subito dopo per parlare di sport e di calcio nello specifico. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale, parliamo di calcio, vigilia di campionato per il Palermo che domani allo stadio Barbera contro l'Ascoli non può che vincere per blindare il sesto posto. Il tecnico Mignani non cambia modulo, i tifosi però hanno preparato 15 minuti di sciopero. Marco Ulla. Il Palermo si gioca un campionato. Domani contro l'Ascoli i rosanero non hanno più alibi. Occorre una vittoria per ipotecare il sesto posto, che è fondamentale per due motivi. Uno, perché nel primo turno playoff i rosanero giocherebbero in casa, e due, perché anche in caso di parità fino ai tempi supplementari il Palermo staccherebbe per meriti di classifica il biglietto per il secondo turno. Ecco perché dal sesto al settimo posto cambia tutto il copione. Ma i numeri in questo momento condannano fermamente la squadra di Mignani, e anche il tecnico è già finito sulla graticola. Indiscrezioni sul futuro lo danno già per partente a fine stagione. Solo la promozione in Serie A potrebbe permettere all'allenatore di rimanere sulla panchina rosanero. Tornando alla sfida di domani al Barbera, il Palermo deve vincere contro l'Ascoli, che però ha la disperata ricerca di punti salvezza. Mignani anche questa volta non cambierà modulo, difesa a 3 e 2 punti levanti che saranno Brunori e Mancuso. Non contano più le parole ma contano i fatti, quindi io è questo che voglio trasmettere al nostro gruppo, che noi possiamo stare a parlare ore e ore e ore, ma adesso contano i fatti. Noi dobbiamo tirare fuori il carattere, dobbiamo cercare di uscirne tutti insieme, dandoci una mano tra di noi. Io spero che ci dia una mano anche la gente di Palermo. A centrocampo Ranocchia partirà titolare, Di Francesco invece agirà da elastico tra centrocampo e attacco. Nell'Ascoli l'ex Nestorowski e lo Spauracchio, tifosi rosanero che per contestazione alla squadra entreranno in curva nord dopo 15 minuti dal fischio d'inizio, che è fissato per le 15. Rigettato il ricorso del Taranto, definita la griglia dei play-off che partiranno il 7 maggio per la promozione in Serie B, il Catania entrerà in scena invece il 14 maggio con il primo turno della fase nazionale. La squadra si allena al Cibalino, nel frattempo la società rinforza l'organico dirigenziale. Il servizio di Francesco Triolo. Gli allenamenti al Cibalino secondo il programma di avvicinamento, il quadro di lavoro che dovrà permettere al Catania di mettere benzina nelle gambe, ma soprattutto di resettare le scorie della stagione, di alleggerire la testa. L'obiettivo è essere lucidi quando sarà necessario, ovvero dal 14 maggio, perché i rossazzurri adesso hanno una grande opportunità, quella di giocare la fase post-season sapendo di non avere nulla da perdere, ma con la consapevolezza delle proprie potenzialità. Intanto si può stare a guardare le avversarie. Dopo che il collegio di garanzia del CONI ha respinto il ricorso del Taranto contro la penalizzazione di 4 punti inflitta per irregolarità amministrative, la classifica finale del girone C è rimasta immutata e così diventa definitiva anche la griglia del primo turno della fase del girone degli spareggi promozione. Dopo lo slittamento si comincia martedì 7 maggio con Picerno Crotone, Audace Cerignola Giuliano e Taranto Latina. Si gioca in gara secca il secondo turno della fase del girone, che vedrà in campo le vincenti del primo turno e la Casertana. Si giocherà sabato 11 maggio. Il Catania invece è già alla fase nazionale ed entrerà in scena nel primo turno con andata in trasferta il 14 maggio, ritorno in casa il 18 maggio perché è considerata testa di serie. Non si può conoscere ancora l'avversario perché sarà deciso da un sorteggio integrale al termine della prima fase. Se dovesse passare il turno invece il Catania giocherà sicuramente l'andata in casa e il ritorno in trasferta perché sarà la squadra peggiore classificata. La società intanto prosegue nel suo lavoro di rafforzamento dirigenziale. È stata affidata a Salvino Sinatra la direzione dell'area marketing. Toccherà a lui sviluppare iniziative, innovazioni e sinergie per la crescita qualitativa in un settore nevralgico e per valorizzare il brand.
Il Catania Football Club ha appena ufficializzato di aver prolungato il contratto fino al 30 giugno del 2028 al difensore goleador Alessio Castellini, che in maglia rossa-azzurra ha sinora collezionato 80 presenze e 6 gol. Ad annunciare l'accordo è stato il vicepresidente Vincenzo Grella, che dice: siamo orgogliosi della sua crescita e pensiamo che abbia le potenzialità necessarie per coltivare grandi ambizioni. Questa era l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, allora non ci resta che ringraziarvi e augurarvi buon proseguimento di serata.